L'avvocato Santino Farrugia di Raffadali è stato eletto nuovo presidente del Consiglio Comunale. Nell'ambito della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio eletto dai raffadalesi la scorsa tornata elettorale, che ha visto vincitore riconfermato l'uscente Silvio Cuffaro. Farrugia è stato eletto con l'unanimità dei voti del Consiglio che fanno parte alla maggioranza, avvenuta con 10 preferenze, a scrutinio segreto. È stato già vice sindaco nella precedente consigliatura, presidente della commissione bilancio e consigliere comunale. In queste elezioni ha ottenuto ben 720 voti, risultando il secondo degli eletti. Farrugia, oltre a svolgere l'attività forense, è anche dottore di ricerca all'Università Core di Enna. I consiglieri neoeletti della nuova legislatura qua a Raffadale martedì sera mi hanno votato ed eletto presidente del Consiglio Comunale. È stata una grande emozione. Un tempo fare il vice sindaco per me fu una grande emozione, ma rappresentare il Consiglio Comunale, quindi il popolo di Raffadale, essere la seconda carica all'età di 36 anni è un carico, è una responsabilità che sento mia e che cercherò di portare avanti con senso di responsabilità e maturità. Naturalmente sempre in accordo con l'amministrazione comunale, con il sindaco, per sviluppare e progredire la comunità raffadalese. Il presidente Farrugia ha ringraziato i consiglieri comunali presenti, dichiarando di essere onorato di rivestire il prestigioso incarico. Ringrazio anche il sindaco Silvio Cuffaro per quello che ha fatto e ha dichiarato che svolgerà il suo ruolo con dedizione, determinazione ed equilibrio, cercando di valorizzare il consiglio comunale tutto e renderlo presente e partecipe rispetto alle necessità della comunità raffadalese. Ma in armonia sia con la maggioranza che con l'opposizione. Il progetto è quello di fare le cose. Abbiamo bisogno di realizzare perché i comuni sono in difficoltà, anche se Raffadale è un bel comune come è notorio. Quindi io spero che tutti i gruppi consigliari saranno collaborativi. Io, come ho detto nel mio intervento, sarò e sono il presidente di tutti. La gentilezza, c'è una frase di Rousseau: quale saggezza più grande vuoi trovare se non la gentilezza? Io ho sempre praticato la gentilezza e probabilmente mi ha giovato. È chiaro che c'è stata comunque una volontà politica che mi ha eletto presidente. Io cercherò di mettere assieme, di coniugare entrambe le cose, la volontà politica che mi ha voluto alla presidenza e la gentilezza che cercherò, nonostante le difficoltà che sicuramente incontrerò, di non perdere mai. Ma è il sindaco Cuffaro per primo a chiedermelo, di essere garante di tutti. E io lo sarò indipendentemente dai colori politici, perché il Presidente del Consiglio deve rappresentare il Consiglio Comunale e quindi la città nella sua interezza. Conosco i consiglieri uno per uno, conosco le loro storie, sono persone valide, sono amici miei personali, quindi sono certo che potremo lavorare bene assieme, sia con la maggioranza che con l'opposizione. È uscito fuori un bel consiglio comunale, devo dire. Ha vinto con il 70%, è stato il sindaco del Covid per eccellenza, rappresentativo in tutta la provincia, il grande sindaco delle opere pubbliche e dei finanziamenti. Governa Raffadale da tantissimi anni, che voto possiamo dare? 10+. Ovviamente nei consigli comunali cercheremo di adottare tutte le misure che i vari DPCM stanno adottando, addirittura spero di poter lavorare da remoto. Il sindaco Cuffaro è abilissimo in questa materia, lo ha dimostrato, sono certo che Raffadale resisterà a quest'ultima ondata di pandemia. È un problema comunque generale, è un virus, quindi è legato alla mobilità. Dobbiamo cercare, ove possibile, di muoverci il meno possibile.